soprattutto una di voi, sono una compagna di tutti quanti, sono una mamma di tutte le creature, è sempre stato così e sempre lo sarà. Mi dispiace di questa situazione perché è la cosa che mi ferisce di più, a dire la verità. È stata fatta una manovra ed io come una cretina ci sono caduta nel tranello. Dice, manovra quale? Questa è stata fatta un'operazione di marketing dal grande Nino D'Angelo, perché doveva uscire, infatti stanotte uscirà il suo grande lavoro discografico, ha fatto sì che il popolo parlasse di lui, no? Quale soluzione poteva trovare per far nominare Nino D'Angelo? Erano i neomelodici, giusto? Essendo che ci sono dei retroscena da 3 anni a questa parte, io sono una che Nino D'Angelo l'ha sempre cantato tutti i giorni della mia vita e lo faccio da 10 anni a questa parte, da quando ho intrapreso questo mio percorso artistico. Oggi con il cuore ancora vi canterò la canzone di Nino D'Angelo. Lo stimo come artista perché è un grande, un colosso della musica napoletana. Io l'ho sempre imitato, non mi sono mai messa a paragone con lui perché sarei solo una stupida a farlo, ma imitarlo è vero. Abbiamo fatto un grande film, io mi sono sempre ispirata a lui, quando canto mi ispiro sempre a lui. Non ho una voce potente, ma tengo una voce che trasmette il cuore, non dall'anima che ci mette il cuore proprio come fa lui nelle sue canzoni. Però questo non so se le persone non lo possono capire solo che lo possono capire loro, perché non è così. Oggi i TikTok sono andati un po' nel cervello delle persone e si permettono il lusso di giudicare, di offendere soprattutto. Io prima di entrare qui ho visto un video allucinante, lo facesse vedere con tutto cuore, però ci sono dei bambini e non è il caso, quindi non ve lo faccio vedere per questo, ma vi posso garantire che come donna, come mamma, come moglie, anche perché dicendomi quelle parolacce è stato offeso pure mio marito, e mio marito non lo merita perché sembra una persona con un cuore freddo, ma non è così. È un re roppano, un re, fa del bene, anzi fa più bene a me mio marito, però ovviamente in questo mondo, in questo settore, per chi non lo conosce non lo può capire, ma bisogna essere così per difenderci dal male che ci circonda. E un male non è un popolo, ovviamente, il male sono stesso le persone che fanno il nostro stesso lavoro, no? Perché c'è competizione, c'è gelosia e quindi ti fanno sempre delle cattiverie. E mio marito purtroppo è costretto ad avere questa faccia così, ma non lo è per niente in pratica. Quindi vedendo questo video mi sono sentita male più per lui che per me, vi dico la verità. Però va bene così, io sono una che mi affida nelle mani del Signore, sono una che faccio sempre bene a tutti quanti, mi metto sempre a disposizione del popolo, sempre, ma per ogni persona, non solo del popolo che segue la musica di Giuseppe Attanasio, nella vita in generale. Io faccio bene ai cani e ai miei zavi perché reputo che gli animali sono meglio dei cristiani. Oggi ho avuto la conferma che sembra così.